30 anni dei motociclisti pistoiesi, una bella realtà a fianco del ciclismo, a fianco dei corridori per garantirne la loro sicurezza. La storia iniziata 30 anni fa da Ignazio Bianchi continua nel ricordo del suo storico presidente scomparso poco più di un anno fa, con la nuova guida di Alessandro Lazzarini e tutti i suoi collaboratori. Quest'oggi si è festeggiato questo importante traguardo e si guarda anche al futuro, dopo un anno che ha visto i motociclisti pistoiesi impegnati, oltre che come ormai tradizione nella carovana pubblicitaria del Giro d'Italia, anche nel mondiale di ciclismo della Toscana 2013. Insomma, c'è tanto da festeggiare e c'è tanto da guardare avanti, ma ci sono anche le note dolenti, un ciclismo sempre più in crisi dal punto di vista economico, che però non deve fare a meno della sicurezza. Andiamo ad ascoltare gli ospiti intervenuti. Giacomo Bacci, presidente del Comitato Regionale Toscano della Federciclismo, non poteva mancare a celebrare i 30 anni di un'eccellenza del ciclismo toscano, quella votata alla sicurezza, quella dei motociclisti pistoiesi e dell'OSCIP di Pistoia, che ha iniziato questa avventura 30 anni fa. Un grazie a tutti questi ragazzi, questi appassionati che con il loro impegno rendono possibile lo svolgimento delle corse, rendono possibile la sicurezza dei nostri ragazzi. Beh, innanzitutto un saluto a chi ha fondato questo, che è Ignazio Bianchi, che sicuramente ne è un artefice principale e che non si può disconoscere, e credo che oggi i risultati li stiamo vedendo. Se sono arrivati a 30 anni vuol dire che hanno avuto una guida giusta, che hanno avuto un gruppo di persone che si è voluto non solo andare alle manifestazioni per tutelarle, ma anche per divertirsi, e quindi credo che questo sia un gioco a 360 gradi. Quindi io non potevo mancare, il Comitato regionale non poteva mancare, perché noi ci dibattiamo e ci dibatteremo sempre affinché al primo posto in tutto ci vada l'incolumità degli atleti. Quindi io credo che questo sia un gruppo da tenere presente, un gruppo da tenerci vicino e insieme collaborare affinché il ciclismo possa avere quegli ottimi risultati che ha sempre avuto fino ad oggi. Sicurezza a tutti i costi? Sicurezza a tutti i costi. Lo dico, e ne parlavamo anche con il presidente attuale, di cui bisogna trovare un punto di incontro. È un momento di difficoltà, guardiamoci tutti in faccia, troviamo la soluzione migliore, confrontiamoci. Se non c'è dialogo, non c'è neppure la possibilità di poterci in qualche modo confrontare e trovare le soluzioni. Quindi questo è un momento di confronto, di vederci, mettersi al tavolino e discutere laddove è possibile, venirci incontro, sia per chi sono gli addetti ai lavori, sia per coloro che devono organizzare. I motociclisti pistoiesi sono una realtà affermata in tutta Italia, ma il cuore di questa società è qui in provincia di Pistoia, ed allora con Luciano Talini, presidente del Comitato Provinciale Pistoiese della Federciclismo, per celebrare i 30 anni di attività nel ciclismo di questo gruppo. Un gruppo che ha scritto la storia, un gruppo che ha garantito la sicurezza di intere generazioni di ciclisti. Sì, è un gruppo che da 30 anni esercita sulla nostra, non solo la nostra provincia, ma a livello nazionale. Direi è stato uno dei primi gruppi in Italia formato proprio dal nostro mitico Ignazio Bianchi, che ci è mancato poco qualche anno fa, e direi che è stata veramente un fiore all'occhiello per la nostra provincia e per le società che organizzano, perché ora attualmente siamo arrivati a un punto che senza di loro le manifestazioni ciclistiche non si potrebbero organizzare. Un tempo ci si raccomandava per fare la staffetta, andava tutti volontari, però sprovvisti delle norme che il codice della strada impone, che oggi gli organi prefettizi vogliono, perciò sarebbe una cosa molto molto difficile ritornare al passato. Io dico che questi sono veramente gli angeli protettori dei nostri ciclisti, è una cosa che è indispensabile in una gara ciclistica, una cosa che un buon organizzatore per prima cosa, il primo punto, deve mettere la sicurezza, e per avere la sicurezza in una manifestazione ciclistica occorrono e sono esclusivamente i motociclisti. Guardando il 2014 sono stati presentati in calendari delle categorie juniores e dilettanti, c'è la crisi si vede anche nel mondo del ciclismo, specialmente la categoria juniores risente molto di questa crisi. Ecco, com'è la situazione in provincia di Pistoia? Critica come in tutte le altre province. Si stanno perdendo società, si stanno perdendo manifestazioni. Io proprio in questi giorni ho un po' un ricordo, avendo dei giornali vecchi,
Mi sono messo a riguardare delle manifestazioni che organizzavamo nel 79 in provincia di Pistoia. In provincia di Pistoia gli juniores nel 79 erano 19 gare di juniores, oggi se ne fa 18 in tutta la regione. Questo è lo specchio di quello che è oggi il ciclismo, e quello purtroppo, siccome è una categoria che costa, sono dei costi, ha bisogno di sponsor, e questi di sponsor oggi sono rarissimi. Solo coloro che hanno un po' di passione al ciclismo, per il resto tirano un po' i freni in barca. È molto difficile trovare sponsor. Speriamo, mi auguro, però io, come diceva Monti, la luce in fondo al tunnel non la vedo. Mirko Caverni della ditta 3M, che ha fornito l'abbigliamento ai motociclisti pistoiesi, una collaborazione, quella verso il ciclismo, che è un po' il vostro core business. C'è sicuramente l'impegno nel lavoro quotidiano, ma c'è anche tanta passione verso questo sport. Sì, ormai sono nato nello sport, quindi mi è piaciuto anche entrare in collaborazione con loro, faccio motostaffetta insieme a loro e quindi li voglio vestire al meglio. Ecco, la vostra storia, la storia della ditta 3M, va avanti da tantissimi anni. A fianco del ciclismo avete vestito le squadre per tanti anni. Quanti, per l'esattezza? Quasi 40. Quindi una storia lunga, più lunga di quella dei motociclisti pistoiesi, ed allora la cosa bella sarebbe continuare insieme. Certo, sicuramente. Luca Melani e Giacomelli Maurizio, che hanno accolto quest'oggi presso il pizzeria ristorante Gli Amici di Malù questa bella giornata dei motociclisti pistoiesi. Luca, una bella opportunità per voi avere al fianco questi amici veri, perché come hai ricordato anche nell'intervento, Domizio Spadi è ormai un abitué di questo locale. Sì, è un abitué, perché a parte che è un paesano nativo, quindi ci troviamo anche bene con lui, quindi ci accoglie sempre con le sue motociclisti, viene sempre da noi, quindi io mi auguro che continui ancora e mi aspetto anche voi che veniate sempre da noi. Maurizio, con il ciclismo ormai siete legati, non è la prima attività che fate verso il ciclismo, insomma, se ce ne saranno ancora altre, tanto bene. Oggi abbiamo sicuramente mangiato bene. Bene, benvengano altre iniziative come queste. Avevamo già fatto un'altra cena per le Mille Luci, che abbiamo accolto anche loro. Insomma, per ora questa collaborazione sembra che funzioni. Siamo un'attività nuova, come ho detto prima, abbiamo aperto a luglio, sicché per noi sono i primi 6 mesi, e sicché si spera che si possa ancora andare avanti, permettendo con i tempi che corrono, però insomma noi siamo contenti di aver poi abbracciato questa associazione, come diceva il mio socio, che ci fa piacere per Domizio, che è un nostro paesano, e poi insomma per il mondo dello sport, che insomma noi siamo anche noi degli sportivi, sicché ci fa piacere che questa cosa possa continuare. Domizio Spadi, si celebrano i 30 anni di attività nel ciclismo per i motociclisti pistoiesi, una storia iniziata 30 anni fa con un nome diverso, ma che poi lo scorso anno avete ripreso, avete riportato avanti, e che lo avete fatto in un periodo anche difficile come quello che il mondo del ciclismo e non solo sta vivendo come adesso. Nonostante tutto, l'attività dei motociclisti pistoiesi è una delle più apprezzate nell'ambiente ciclistico, e tanti organizzatori si appellano sempre di più al vostro lavoro. Beh, diciamo mi rifarei dall'anno 2013, che è stato l'anno per noi diciamo pieno di difficoltà, però lo abbiamo passato alla grande, perché in 9 mesi di attività abbiamo fatto 380.000 km in tutti i motociclisti che hanno fatto servizio alle gare, perciò questo secondo me sono i numeri che fanno parte dell'importanza del servizio che abbiamo fatto. I 30 anni di attività naturalmente credo che sia un passo da giganti, perché noi siamo uno dei gruppi più vecchi della Toscana, diciamo il secondo in assoluto, ma abbiamo iniziato a fare questo servizio 30 anni fa, perciò i 30 anni, se uno torna indietro, sono
tanti. Ci siamo ancora con le difficoltà economiche che purtroppo affliggano non solo il mondo ciclistico ma anche il mondo privato, perciò stiamo cercando di passarlo nel migliore dei modi e lo stiamo passando alla grande. Gli organizzatori che si rivolgano a noi, noi cerchiamo di avere nel nostro interno del gruppo abbiamo una rigidità pazzesca, che è quella di essere professionali, di avere una buona immagine, di correre quando c'è bisogno di correre, di star fermi quando c'è bisogno di star fermi, perciò abbiamo degli indirizzi che lo stiamo ribadendo anche nella riunione che stiamo facendo, ad avere il massimo della collaborazione. Chi non accetta questo, secondo noi, è un mezzo escluso dal gruppo e purtroppo a volte ci tocca prendere anche delle decisioni drastiche su persone che non la pensano così. Meno male che siamo in tanti, meno male che il nostro gruppo è fatto di persone serie e corrette e perciò noi ci mettiamo a disposizione degli organizzatori. 2013 è stato anche un anno importante perché manifestazioni importanti a cui avete partecipato ce ne sono state, ormai è una tradizione quella del Giro d'Italia, lo scorso anno, nel 2013, anche i mondiali di ciclismo. Sì, per noi è stato un anno particolare questo, perché diciamo oltre al Giro d'Italia che lo facciamo da tanti anni, che è il nostro fiore all'occhiello del nostro gruppo, perché fare servizio al Giro d'Italia non è per pochi. Quest'anno abbiamo avuto un mondiale con il coinvolgimento di tante motostaffette e scorte tecniche e noi abbiamo aderito, pur con le difficoltà che ci sono state, però abbiamo aderito, abbiamo partecipato e abbiamo fatto il nostro servizio alla grande. Perciò credo che una buona parte di merito del mondiale sia anche dovuto alla piena disponibilità del nostro gruppo e anche dei gruppi altri della Toscana. Egiziano Villani, segretario dei motociclisti pistoiesi, chiuso un anno con ottimi risultati, lo dicevamo con Domizio Spadi, ma non senza difficoltà. Un anno difficile, infatti, oltre la crisi che attanaglia il mondo reale e anche il ciclismo, anche alcune scelte che sicuramente non aiutano chi fa il vostro mestiere. Sì, diciamo, tutto sommato, vista la situazione economica generale, visto l'andamento delle gare, la forte diminuzione delle gare che c'è stata a livello regionale e nazionale, siamo abbastanza soddisfatti. E il fiore all'occhiello nostro come gruppo, mi piace sottolinearlo, sono stati i campionati del mondo su strada che si sono svolti in Toscana, in cui ci siamo impegnati, siamo stati contattati, ci siamo impegnati per non essere soli, perché non ci è sembrato giusto essere soli, si è dato spazio anche agli altri gruppi. Però la situazione è anche quella che è, qui c'è difficoltà economiche dal punto di vista degli organizzatori, c'è difficoltà economiche per i gruppi come i nostri che cercano anche di curare giustamente il look e l'abbigliamento oltre che la professionalità, perché è giusto che ci viene da una mano abbia anche un ritorno di immagine dignitoso e professionale. E poi purtroppo c'è da dire che anche a livelli federali, quando dico a livelli federali dico il vertice della federazione, perché non posso assolutamente parlare male o dire che il Comitato Regionale Toscano non opera nel miglior modo possibile, quello è consentito, però scelte fatte al vertice della federazione per quanto riguarda le motostaffette e le scorte tecniche in particolare, non sono andate nell'indirizzo che ci aspettavamo come gruppi e che potevano far fare un ulteriore salto di qualità alla categoria. Ecco, una cosa su cui ti sei nel corso degli anni impegnato è una sorta di collaborazione tra le scorte tecniche, le motostaffette e i direttori di corsa. E ancora oggi è sempre più importante questo connubio, perché sono alla fine coloro che determinano la sicurezza degli atleti in corsa. È vero, fino a qualche mese fa facevo parte della commissione regionale direttori di corsa e motostaffette, rappresentavo le motostaffette. Per motivi contingenti sono uscito, riallacciandomi un po' al discorso che la federazione nazionale non ci viene incontro, però nulla vieta che la collaborazione fra le motostaffette e i direttori di corsa
che siamo quelli più esposti, perché siamo quelli a cui ci viene demandato per legge la sicurezza degli atleti, noi si cerca nel miglior modo possibile di continuarla. Non a caso nella nuova commissione direttori di corsa è stato scelto fra tutti i gruppi della Toscana di inserire quel posto che io ricoprivo fine a agosto, Alessandro Lazzarini, che è il nostro presidente. Renato Fioretti, vicepresidente dei motociclisti pistoiesi, questa giornata per celebrare 30 anni di storia, 30 anni di servizio al ciclismo. Un servizio che passa sicuramente attraverso la professionalità dei membri del vostro gruppo, ma ha sottolineato Silvano Antonelli anche dai buoni rapporti che siete riusciti a instaurare con gli altri gruppi. Insomma, una vera e propria organizzazione che garantisce la sicurezza dei corridori. Sicuramente noi cerchiamo di mettere a disposizione il nostro tempo per far sì che le gare si svolgano nella massima sicurezza. Cerchiamo di lavorare tutti insieme perché è fondamentale, è un'attività, quella sportiva, tutta volontaria e quindi ha bisogno della massima collaborazione. Ci vuole anche competenza, professionalità, occorre avere non solo l'abilitazione che si ottiene dal Ministero degli Interni, ma occorre avere anche quel minimo di esperienza e di bagaglio che ci si fa nelle gare per poterle garantire al meglio, perché ci sono purtroppo tantissime situazioni che si presentano all'improvviso e che occorre saper gestire. Credo che questo i motociclisti pistoiesi hanno dimostrato di essere in grado di farlo. Credo che bisogna fare qualcosa di più perché c'è bisogno di avere anche un'educazione da parte di tutti gli utenti della strada, non solo di coloro che in quel momento partecipano alla gara, in modo che la gara sia rispettata, e credo che questo sia lo sforzo a cui la federazione deve dedicare un po' di tempo, un po' di risorse e un po' di impegno. In un tema, quello della sicurezza nelle gare ciclistiche, che sicuramente, come ben detto, impone dei rapporti con il Ministero dell'Interno, quindi un tema a tutti gli effetti nazionale, c'è bisogno anche di una rappresentanza nazionale, ed allora in una Toscana che non è rappresentata a livello nazionale, avere un gruppo come il vostro e un gruppo di amici, quelli che sono degli altri gruppi in cui potete agire insieme, prova in qualche modo a colmare questa mancanza di una Toscana che non ha una rappresentanza a livello nazionale. Noi ci proviamo, tant'è che con gli altri gruppi toscani, ma insieme al Comost a livello nazionale, abbiamo cercato di portare avanti le nostre proposte. In qualche caso abbiamo ottenuto anche dei risultati positivi, come un paio d'anni fa nel caso dell'assicurazione. Certamente è un impegno che la federazione deve portare avanti direttamente. Noi siamo di stimolo, non ci perdiamo nessuna occasione per farlo, lo faremo ancora di più nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché è la necessità che ce lo chiede e quindi dovremo assolutamente farlo. Però c'è bisogno di un impegno diretto della federazione, sia nei confronti delle istituzioni, che proprio per fare una informazione anche al cittadino, all'utente della strada, che quando incontra una gara ciclistica la gara stessa deve essere rispettata, soprattutto per la sua sicurezza. Alessandro Lazzarini, presidente dei motociclisti pistoiesi, ha archiviato il primo anno alla presidenza, un primo bilancio di questo 2013 difficile, ma che sicuramente vi ha visto grandi protagonisti. Il bilancio è un buon bilancio, direi, anche se c'è stato un calo notevole per quanto riguarda le manifestazioni, anche se devo dire che da questo lato la Toscana è una delle regioni che forse ha sofferto di meno in fatto di calo di manifestazioni. Però insomma, il nostro bilancio è buono perché le gare sono state fatte, sono stati fatti servizi di buona qualità, e quindi credo che per noi insomma, il bilancio è positivo e ci conforta anche per il futuro. Alla storica tradizione del Giro d'Italia, in cui i vostri motociclisti scortano la carovana pubblicitaria, quest'anno si è aggiunto anche il campionato del mondo, un vanto in più per un gruppo che ormai da 30 anni è al fianco dei ciclisti. Sì, questo è un servizio che abbiamo fatto insieme a tutti, con molta soddisfazione, insieme a tutti gli altri gruppi motociclistici della Toscana. Sono esperienze che non capitano spesso, questo, quindi un campionato del mondo è un campionato del mondo, insomma. Quindi queste sono cose che fanno molto piacere, che danno molta soddisfazione a chi partecipa e a chi conduce un gruppo.
Guardando al futuro, i piani e i propositi per il 2014. Ma noi speriamo di continuare a avere un buon numero di gare nonostante la crisi e di poter continuare a offrire servizi di buona qualità e di professionalità da parte di coloro che partecipano a questi servizi. La volontà da parte di tutti i nostri tesserati c'è, quindi ci auguriamo di poter vedere anche nel 2014 di poter assistere e partecipare a delle gare ben organizzate e con ottimi servizi da parte nostra. When everybody's still at my dawn of a new day, dawn of a